Mi ricordo di te, per la strada mi incontrerai. Ehi! Ricordo di te. Ci siamo. Grazie, buongiorno a tutti. Siamo veramente contenti, nonostante l'ora difficile, della vostra straordinaria presenza. Una volta mi dicevano sala giusta, gente in piedi. Forse dovremmo cambiare un po' anche la vecchia scuola. Però insomma l'orario non era tra i migliori, ma la vostra presenza dimostrano che quando si deve fare si fa, insomma c'è poco da parlare, poco da fare. Saluto tutti gli ospiti presenti, i rappresentanti dei partiti, di Gigi Giordani, segretario provinciale del PSI, Stefano Lorenzin, segretario provinciale di SEL, Rocco Vianello per il Centro Democratico, i rappresentanti CGIL e CSUIL, quindi Montagnergo, Tardello e Colamarco, le categorie economiche che sono presenti, ne cito alcuni perché probabilmente altri non li ho visti, ma insomma so che ci sono, De Checchi per gli artigiani, la Presidente della Federazione Tabaccai, Lina Bonaldo per la Confesercenti Scandagliato, Corismin per la Coldiretti, anzi no, per la CIA, facevo il mio classico, e poi tanti altri. Mi scuso naturalmente per tutti quelli che non ho citato, il sindaco di Venezia, gli altri amministratori e i candidati tutti. Vado alla sostanza delle cose, poi insomma dopo il saluto del sindaco di Giorgio Orsoni, che lo ringrazio ancora per la presenza sia di ieri a Padova sia di oggi, darò subito la parola a Pierluigi Bersani, che ringrazio ancora per la sua presenza e per la disponibilità. E posso dire che tutti insieme ti sosteniamo in questo ennesimo viaggio in giro per l'Italia. Ieri sera a Padova c'è stata una straordinaria grande manifestazione regionale, insomma 3.000 persone, era un po' di tempo che non si vedevano queste grandi manifestazioni nella nostra regione. Stamattina hai fatto incontri, poi magari ci racconterai, ora sei qui, poi a Trieste, insomma è una bella fatica, ma è una bella fatica così come è stata una bella fatica quella che abbiamo fatto in questi mesi. Abbiamo dimostrato coraggio e coerenza, abbiamo dimostrato che si può abbattere quel muro che si è costruito tra cittadini e politica, tra cittadini e partiti. L'abbiamo fatto portando oltre 3 milioni di persone in Italia e 40.000 nelle nostre province, donne e uomini, a scegliere il candidato premier. L'abbiamo fatto portando oltre 1.014.000 ancora nella nostra provincia il 30 di dicembre a scegliere i candidati al Parlamento per dare un calcio definitivo al Porcellum di Calderoli. E ringrazio veramente tutti i candidati che sono messi in gioco, i parlamentari uscenti, perché anche grazie al loro lavoro abbiamo mandato a casa un anno fa quello lì, insomma, il miliardario. Non mi viene. Ci sono stati con le primarie certamente successi, soddisfazioni personali, ma anche amarezze e delusioni. Mi permetto di affermare ancora una volta, l'ho già fatta, che per quel che mi riguarda un partito solido e serio come il nostro, come il Partito Democratico, costruisce processi di cambiamento, è inevitabile, di innovazione di gruppo dirigenti, ma sa anche tenere conto delle esperienze, delle competenze che sono cresciute e si sono sperimentate nel campo. Noi siamo un partito plurale, siamo un partito che viene da storie diverse, da persone che non sono mai state iscritte ai vecchi partiti, e quindi siamo un partito che valorizza e può valorizzare tutte le persone. Abbiamo fatto tutto questo, abbiamo dimostrato che un'altra politica è possibile. Basta guardare le nostre liste, la straordinaria presenza delle donne. Abbiamo discusso, ci siamo confrontati anche aspramente. Abbiamo fatto salire in politica milioni di donne e uomini, giovani, che con la loro passione, le proprie idee, i bisogni vecchi e nuovi, la loro rabbia, la loro incazzatura ci hanno detto ci siamo. Abbiamo creato una straordinaria opportunità affinché le persone possano essere protagoniste e non spettatori della vita del nostro Paese. È il momento di portare il cambiamento al governo, è il momento di cambiare l'Italia. Grazie agli iscritti, ai volontari, ai militanti, anche oggi,
Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto finora, dobbiamo essere orgogliosi di sentirsi del PD, della coalizione Italia Bene Comune, insieme agli altri partiti. Dai cittadini, ai cittadini, agli elettori, chiediamo di darci una mano in questa campagna elettorale con proposte, idee, progetti, suggerimenti. Ognuno di voi contatti almeno 20 persone, ci parli e provi a convincerli che vogliamo la ricostruzione morale, civica ed economica del Paese e abbiamo le proposte per farlo. E possiamo uscire da questo ventennio di divisioni, di deriva morale, di nemici a tutti i costi, di qualunquismo, dell'idea che uno si salva da solo. La politica è una fantastica attività umana, porta l'individuo nel collettivo, l'io in un noi. Certo, sappiamo, c'è molto da fare, molto da correggere anche tra di noi, ma per battere la destra ci vogliamo noi, per non sentirci più dire che c'è un fascismo buono e un fascismo cattivo, quasi fosse un vino, per non offendere la verità storica. In queste ore ce l'ha ricordata una persona straordinaria che ti saluta, Pierluigi, come Amos Luzzato, ce l'ha ricordato al Giorno della Memoria, ce l'ha ricordato nell'intervista di ieri al giornale L'Unità. Ci vogliamo quindi noi per cambiare la legge elettorale, per fare le riforme. Serve un voto che non sia solo di testimonianza, serve un voto utile, serve il voto alla coalizione Italia Bene Comune, serve il voto al Partito Democratico. Così, in queste settimane non possiamo nemmeno dimenticarci di chi ci ha trascinato e quello che è successo in questi anni. Non possiamo dimenticarci. Stiamo parlando di mesi, di questi anni e non di secoli fa. Vi ricordate le sceneggiate che facevano sui ministeri quando parlavano di federalismo, e cioè che si spostava un ministero da Roma a Monza mettendo un cartello? Questo era il federalismo, intanto ammazzavano le autonomie locali. Oppure quando per mesi abbiamo discusso delle ronde e non c'erano i soldi per combattere la microcriminalità e non c'erano i soldi per la benzina per i nostri agenti di polizia. Questo c'è stato e tanto altro, l'elenco è lunghissimo. Noi un anno fa potevamo scegliere la strada delle elezioni, forse era più facile un anno fa, ma noi siamo sempre per le cose complicate, E comunque alla manifestazione di Roma del 5 novembre, una grande manifestazione, Pierluigi Bersani ce l'aveva detto, prima di tutto l'Italia, e su questo noi siamo stati coerenti, siamo stati leali. Qualcuno mi pare lo sia un po' meno in queste ore, in queste settimane. A leggere i giornali e le agenzie, bastava i titoli di questa mattina, le cose sono state dette ieri. Sul tema delle tasse oggi si resta basiti o allibiti, trovate voi la parola giusta. Ma se non c'erano i soldi per i terremotati, per gli esodati, per le persone in difficoltà, per le famiglie, per la scuola, perché bisogna portarsi la carta igienica da casa per i nostri ragazzi. E ora invece ci sono tutti questi soldi. Io credo che qualcosa non gira per il verso giusto. Ora si dice addirittura si può passare le tasse. Sarebbe da dire di chiedere di convocazione del governo, che faccia un decreto legge, venga in Parlamento, metta la fiducia e lo votiamo, facciamo una sessione straordinaria in modo tale che magari con la copertura finanziaria, qui c'è qualcuno che se ne è occupato, magari si finisce anche queste barzellette. Io credo che gli italiani abbiano detto, l'ha detto ieri Sangalli parlando al convegno delle reti imprese, quindi se lo dice lui possiamo dirlo anche noi, no? L'abbiamo anzi detto, basta favole, basta parole, basta cieli azzurri. Noi siamo per un'Italia giusta dove la politica dica la verità. Chiudo, permettetemi ancora un minuto, per un paio di cose. A Mestre a settembre, quando sei venuto alla festa di Zellarino, te la ricorderai, ti avevamo posto una sola questione, quella che consideriamo la questione, cioè il lavoro. Riguarda tutti, operai, dipendenti pubblici, piccole e medie imprese, liberi professionisti, cooperazioni, le donne. La situazione non è cambiata né in Italia né a Porto Marghera, nonostante nella provincia, nonostante qualche spiraglio c'è, grazie anche al lavoro che ha fatto l'amministrazione comunale, al sindaco Orsoni che magari ha fatto la voce grossa nel confronto dell'ENI, ma la questione dobbiamo porla al centro dell'azione di governo, perché senza lavoro dobbiamo ribadirlo, non c'è dignità, non c'è autonomia delle persone per costruirsi un progetto di vita, per trasformare la propria vita. Lavoro quindi è moralità, fiscalità e investimenti che
che diano lavoro, politica industriale. Il Paese ha bisogno di tornare a credere nella propria industria, innovazione, impresa, saperi e conoscenza. Molto si deve fare in campo nazionale in Europa, assieme ai progressisti e ai democratici europei. Bisogna fare qualcosa, non solo chiacchierare e raccontare. Ma io aggiungo, se diamo qualche strumento in più alle nostre autonomie locali, ai nostri comuni, ai nostri paesi, alle nostre città, se diamo vita alla città metropolitana di Venezia, Padova e magari vincendo anche Treviso, facciamo anche con Treviso, qualcosa si può fare anche da qui, anche dal territorio, semplificando, razionalizzando, valorizzando esperienze positive di innovazione, dando fiducia ai giovani, aggiornando la legge speciale di Venezia. L'hai sentito ieri sera dei 3 sindaci di Padova, Vicenza e Venezia, insomma, ridiscutiamo questo patto di stabilità, diamo la possibilità ai comuni di ristrutturare scuole, di intervenire sul dissesto idrologico. Non vogliamo costruire ancora capannoni, ma sostenere le nostre imprese, le università, l'industria e la cultura del turismo. Ecco, queste sono le cose che chiediamo e dobbiamo porre al centro della nostra campagna elettorale, vincere le elezioni e governare questo Paese. Ma c'è da rimboccarsi le maniche. Noi ci siamo. Nessun rilassamento. Qualche giorno di riposo l'abbiamo fatto, insomma, abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto le feste, abbiamo fatto l'opposizione, le primarie, insomma, qualche giorno di riposo ce lo siamo preso, ma insomma non basta. Adesso basta, anche perché insomma fino a qualche settimana fa giocavamo da soli, cioè il campo era nostro, insomma, ci siamo messi le magliette e si giocava da soli, ora invece insomma si gioca anche con gli altri. Ora noi dobbiamo vincere la finale, dobbiamo vincere la partita, non si può sbagliare, così come non possiamo accettare che buttino oggetti in campo per distrarci e cambiare il risultato della partita, nel modo più assoluto. Vinciamo la finale, combattiamo e con tutto il cuore chiedo a tutti di non fare gli spettatori, non basta l'applauso, bisogna andare, suonare i campanelli, distribuire volantini, andare sulla rete, fare tutte le cose che sappiamo fare quando c'è una battaglia importante da fare. Possiamo guardare la gente all'altezza degli occhi, possiamo raccontare quelli che siamo, possiamo mostrarci con la nostra faccia, possiamo dire che noi possiamo cambiare questo Paese. Lo possiamo fare da Venezia, straordinaria città, dalla nostra provincia, governiamo in tanti comuni, lo possiamo fare per un Veneto più democratico, per un'Italia più democratica, per un Paese più giusto. Questo possiamo fare. E ora i candidati, ve li presento velocemente. Baretta Pierpaolo, Murer Delia, Martella Andrea, Moretto Sara, Fradiotto Marco, Dotis Francesca, Pavan Jessica, Popolini Elisabetta, Molina Jacopo, Pizzetto Marco e ancora Casson Felice, Busata Stefania, Rodolfo Viola Giuliano, Morena Pierangelo e poi insomma anche gli altri che sono dalle altre province, ho visto Vittiolo Claudio, ho visto Anna Arena Carola. Ecco, noi siamo questi, insieme a voi possiamo vincere le elezioni, cambiare l'Italia per un'Italia più giusta. Giorgio Orsoni, grazie.